È la storia di una bambina, figlia di emigranti, e questi due genitori vanno in Germania per cercare quel pezzo di pane che manca in Sicilia e quindi racconto una storia, un pezzo della nostra Italia importante. Però non si emigrava soltanto dal profondo sud, anche dal profondo nord, per esempio dal Friuli. E proprio in Friuli, con un passaggio a Venezia, in un'azienda agricola proda Catena Fiorello, scrittrice sorella di Beppe e Rosario, con il suo libro Picciridda, nell'ambito di Libri d'acqua, ideata da Vera Slepoi. Erasle poi si è resa conto che l'acqua è un comune denominatore per tanti posti, no? Cioè l'acqua crea collegamenti, gli stessi collegamenti che poi Verasle poi voleva creare tra gli autori. Attuale come non mai la tematica dell'immigrazione, anche se vista da un'altra prospettiva, diversa da quella odierna, su cui Fiorello però commenta. Ogni tanto escono fuori delle parole che fanno paura, devo dire, no? Il concetto di razza superiore, inferiore, il concetto di colore, ma se quello ha quel colore quindi è diverso da me, quindi se è diverso da me è inferiore. Insomma, sono dei concetti che secondo me c'è stato un buco nero proprio anche nell'approccio di questa, che secondo me dovrebbe essere la natura dell'essere umano, accettare chiunque, il prossimo, senza guardare né al posto da dove arriva né al colore della sua pelle. Sembrano elementi talmente banali, uno dice ma perché ce lo ricordi? Si sa, è così, ma invece la realtà ci dice che non è così.